rifletta il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio, questo troppo amore per noi, di questo bel dolore, ti prego, non ti prego, lo sai, sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, buono come te, e ho bisogno di qualcosa di vero che mi illumini il cielo, proprio come te. Ho visto il sole nei tuoi occhi calare nella sera, ci vuole un attimo per dirsi addio, spero nella quiete sulle rive, rifletta il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio, ma dove andranno i sogni per noi, le fughe poi ritorni, ti prego, lo sai, sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, buono come te, e ho bisogno di qualcosa di vero che mi illumini il cielo, proprio come te. Buonasera e benvenuti in casa Piretti. Sì, ho bisogno di qualcosa di buono, ho bisogno di musica, ho bisogno di canzoni, ho bisogno di casa Piretti, ho bisogno di credere in un mondo migliore, ho bisogno di credere in un Dio che non costringa nessuno ad uccidere, perché non si uccide in nome di Dio. Ho bisogno nel cuore di credere nel cuore delle persone, ho bisogno di credere nella politica, ho bisogno di credere che domani sia un giorno migliore, ho bisogno di credere che qualcosa un giorno cambierà, e ho bisogno di credere nella giustizia, quella vera. Ho bisogno dei vostri messaggi, ho bisogno d'amore, ho bisogno di sesso e ho anche bisogno di pizza questa sera, ma soprattutto ho bisogno di voi a casa. Devi sentire per voi in gran dolore che sento, ti prego, lo sai, sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, buono come te, e ho bisogno di qualcosa di vero che mi illumini il cielo, proprio come te. E ho bisogno di qualcosa di buono che mi illumini il mondo, proprio come te. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Ma c'è un brano che mi è rimasto nell'anima, perché è una storia bellissima, è la storia di una bimba e di un signore che torna davanti alla scuola della sua infanzia e pensa che un giorno lì giocava insieme ai suoi amici a 1, 2, 3 stella, e tra i suoi coetanei c'era una bimba molto bella. Lui torna a distanza di tanti anni davanti a quella scuola e sembra di rivedere gli occhi di quella bimba del passato negli occhi della bimba che è lì, nel presente. Va da questa bimba, parla con lei, dice: ma chi sei? E capisce
e capisci che quella bimba in realtà è la bimba di quell'altra bimba. È incredibile questa storia. È la sua mamma. E chiede: tua mamma dov'è? Non la vedo da tantissimo anni. Dice: Dani, mia mamma non c'è più. E questo brano è forse l'unico che mi manca nel repertorio di quando andiamo a suonare adesso, perché è un brano straordinario scritto da Scandiuzzi, e questa canzone si intitola 1, 2, 3 Stella, e voglio cantarvela per voi questa sera, andando un po' fuori tema, però è troppo bella. E la cantiamo insieme? Mi ricordo che eravamo dei bambini, giocavamo nel cortile della scuola, figurine, mosca cieca o soldatini, o dovevi indovinare una parola, e mi torna nella mente una bambina con un viso dolce e furbo da monella. Con le bimbe giocavamo sempre a stella, Madonna ma che bella quella bimba lì, i capelli biondi e gli occhi azzurro mare, mi guardava senza dire una parola, e anche gli occhi miei l'andavano a cercare fra i bambini nel cortile della scuola. Quando gli occhi si incontravano nell'aria, improvvisamente mi batteva il cuore, era un misto di coraggio e di timore, però sembrava amore quella cosa lì. 1, 2, 3 stella, di colpo mi giravo, lei era tanto bella ed io mi innamoravo. 1, 2, 3 stella, lei era la più bella ed io facevo in modo che vincesse lei. 1, 2, 3 stella, e lei s'avvicinava, mio Dio com'era bella, con gli occhi mi guardava, con la bocca allegra sorrideva, e dopo succedeva che vinceva lei. Stella dove sei? Non dico niente, questo è un testo. E da tanto che non siamo più bambini, tutti sanno purtroppo il tempo vola, non so più che fine han fatto i soldatini, e non c'è nemmeno più la vecchia scuola. Ieri a Luna Park ho visto una bambina con un viso dolce e furbo da monella, e ho saputo che sua mamma è proprio quella con cui giocavo a stella un mucchio d'anni fa. Io speravo di vedere la sua mamma e le ho chiesto: come mai sei qui da sola? Lei m'ha detto: la mia mamma se n'è andata, quello è il babbo e mi porta sempre a scuola. Dice che le piace tanto un ragazzino che le porta sempre a scuola la Nutella, e che nel cortile questa è proprio bella, si gioca ancora a stella come i tempi miei. Insieme 1, 2, 3 stella, di colpo mi giravo, lei era tanto bella ed io mi innamoravo. 1, 2, 3 stella, lei era la più bella ed io facevo in modo che vincesse lei. 1, 2, 3 stella, e lei s'avvicinava, mio Dio com'era bella, con gli occhi mi guardava, con la bocca allegra sorrideva, e dopo succedeva che vinceva lei. Stella dove sei? Il finale di liscio non lo faccio. Stella dove sei? Adesso dovrebbe esserci tutto. No, non lo faccio. Stella dove sei? No, allora l'ho fatta mia, mio caro Amedeo. Tu sei lì che ridi, pronto ad entrare. Vuoi farmi anche l'applauso? No, fallo. Signore e signori,
per voi Amedeo Agrillo, eccolo qua. E poi quando ti ho fatto ascoltare questa canzone mi hai detto già la facevo anch'io nel repertorio, la facevo anch'io. Infatti è uno dei pezzi che effettivamente si può fare, ma È non bello. solo quello, anche tanti altri, non è che poi insomma tutti esagerati come dicevi tu, però effettivamente guarda, è vero, no. c'è una rima talmente baciata che sembra di cantare pezzi di pasticceria. Ma poi questa ha una storia dietro che le porta sempre a scuola la Nutella. Era diventata la canzone della Nutella. Quindi bello, ragazzi. No, Non è so bello, se vi è è bello. piaciuto, fatelo sapere al 348 80 40 254. Ma ti vengono bene. Per quest'anno brani lisci non Ti ne faccio vengono più. bene i brani di lisci. Ma molla lì. Potessi anche fare su una chitarra. No, adesso noi esageriamo. Sei arrivato da Napoli, dove vai? Vieni qua. Com'è stato il Era tuo un viaggio a suggerimento. Napoli? Assolutamente bellissimo. Ti sei divertito? Sì, abbastanza. Ho fatto quello che non facevo da tanto tempo, girare un po' per la città, vedere i miei fratelli che erano 12 anni che non li vedevo, mangiare tante belle cose. Tipo, ma quella via Ma dei bellissime, presepi, no? Dove fanno tutte le statuine, c'è già la mia? Non, No, ma volevo non ci ho pensato, sai? Non c'è, hai Ti controllato portavo una bene? Foto, ti facevo una foto. No, ma hai controllato bene, secondo me c'è. Ma se vuoi, c'è se mi Pippo Baudo, ma è buongiorno e poi ci sono Allora, io in se mezzo. mi dai una foto non ti prometto niente, ma ho degli amici che fanno quel lavoro lì, te la faccio fare. La statuetta del presepe, con i capelli dritti e la barba e il microfono. Dai, andiamo avanti con la musica, mi raccomando, tanti messaggi come vi ho chiesto nel primo brano, ho bisogno di voi e adesso andiamo con un mix di Little Tony. Alla voce Amedeo. Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore che ci resterà. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me.
Andiamo in pubblicità, però torniamo in onda con una vostra richiesta. Anzitutto il secondo tempo sarà colmo di vostre richieste, partendo da La rondine di Mango e poi, attenzione, abbiamo una chicca: Ultima notte di caccia dei Pooh, Miniera dei New Trolls. Insomma, ragazzi, che vedo? Più ne ha più ne mette, arrivederci, grazie. Certo che più ne ha e più ne mette, giusto. Cioè, mi raccomando, 348 80 40 254, per cortesia fate qualche messaggio, facciamo vedere che arrivano. Vogliamo bene a sto ragazzo. Arrivano. Sicuro, dici? Sì, pubblicità. Arriva la rondine. Amedeo Grillo, per voi. Ti vorrei, come sempre ti vorrei, notte farà, mi penserai, ma tu che ne sai dei sogni, quelli sogni non li vendo, che ne sai, chissà che mi scriverai, forse un addio, o forse no, ma tu che ne sai dei sogni, nonostante tu sia
richiesta, però devo dire che queste richieste ci piacciono, ci piacciono tanto, continuate a farle, il 348 80 40 254, in modo che il nostro Amedeo si possa esibire così in tonalità originale con tutta la sua grinta, la sua cassa armonica che ha qui dentro. Dica. Ho avuto una perdita. È andata via la cuffietta? Un po' così. Succede, siamo dal vivo, succede. Giusto che sia così, assolutamente, dai. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Fabrizio, vogliamo andare a leggere un po' di messaggi adesso oppure cantiamo ancora una loro richiesta difficilissima? Questa sera ci avete messo davvero alla prova, perché l'ultima notte di caccia è un brano dei Pooh del 78, se non sbaglio, complicato, però è una storia bella, una storia di una riserva indiana, cioè la capirete molto molto bene andando a leggere il testo e a guardare le immagini stupende che tra un po' arriveranno dietro di noi. Amedeo, sei pronto? Dai, ci proviamo, dai. Tempo sempre esatto, il forte tamburo del petto, cuore di guerra sempre attento, cuore di quercia nel vento, luna di maggio brucia il legno per una donna di un sogno, biondi capelli stretti ai fianchi per una donna dei bianchi, occhi di donnola, bocca di favola, pelle di nuvola, fece che penetra, luna di maggio gialla falce, grido d'amore dell'alce, ombre di carri nella sera, fuochi di gente straniera, fiamme che ballano, occhi di cenere, resto invisibile, l'attimo giusto verrà. Lei ha detto che verrà e lingua di serpente lei non ha. Nel suo corpo tiepido la sete del suo sesso scioglierà. Per altre notti ancora il frutto si aprirà, il lupo di frontiera nutrirà. Stan giocando gli uomini, la bocca all'acqua, vite gli occhi a lei. Si sentono invincibili, non sanno che li guardi e che ci sei. La luna alle sue spalle, d'argento vestirà, l'amante terribile lei sarà. Notte di corsa senza fiato, notte di volte in agguato, fate coraggio nel
grande richiesta è questa, solo perché abbiamo rischiato un po'. Sì, vabbè, abbiamo rischiato un però po', 2 o 3 volte non è che puoi fare tanto, però è riuscita abbastanza bene. Sì. Accontentiamo. Noi ci accontentiamo sempre, bisogna vedere i nostri amici a casa. 2 voci su 4, senza autotune. Bravo, soprattutto senza autotune, perché ho già fatto qua una abbiamo detto tutto. un dibattito una sera sull'autotune. Dopo la rondine ci voglio dire. E pensa che adesso ti faccio cantare un altro brano che ha fatto storia nel 1960-70, perché in quegli anni, soprattutto prima forse del 1960, no, proprio 60 non un po' esatto, prima, dopo del 60, il discorso quella è una storia vera, okay? Il discorso di andare a lavorare nelle miniere, quindi quella è una storia vera, esatto. Probabilmente il nonno di mio papà, se non sbaglio, come tempo, sì, probabilmente in Italia. Sì, può essere. È un brano dei New Trolls che si intitola proprio Miniera. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio, nessuno parlava, solo il rumore di una barca che scava. Le mani alla fronte hanno il sudore di chi muore, negli occhi nel cuore c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente il viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. Questa sera come tante in un ritorno. E non poteva il mio sorriso
che Stasera ti sto facendo fare gli straordinari, però, Amedeo. Ti sei riposato 20 giorni a Napoli, adesso sì, vieni. 20 settimane, è stato bravo. 20 giorni, laggiù il tempo va rilento. Leggiamo poi i messaggi, poi magari. No, i messaggi leggiamo dopo la pubblicità, al dopo momento della pubblicità. Vuoi lanciarla tu? Però me la lanci in napoletano, un napoletano stretto. Come napoletano? Sì, voglio che me la lanci proprio in napoletano, che io voglio imparare. Vai. Non lasciate la diretta. Non lasciate la diretta, è una cosa terribile. Non lasciate la diretta, adesso facciamo la pubblicità. Dopo la pubblicità stiamo canando a Dies. Kit è morto. Cosa hai capito? No, ho imparato niente, però ieri ho imparato a dire Kit è morto. Pubblicità. Però dopo la pubblicità siamo qua io e te un'altra volta. Sì, per forza, deve finire, è 21. E un ricordo va sempre al grande Toto. Il nostro Toto Cutugno, azzurra malinconia. Che ne sai se l'amico più vero mi fa compagnia? Che ne sai se mi manca il calore di quell'osteria? Questa azzurra malinconia solo tu mandi via. Che ne sai quando parlo alla luna cosa dico di te? Che ne sai quando cade una stella desidero te? Questa azzurra malinconia mi dice sempre che tu sei mia nel mio pensiero, mia sul tuo sentiero, tu sei mia nei mari aperti, mia nei fuochi spenti, tu sei mia dove la neve ha 1000 primavere, tu sei mia su questa spiaggia, mia sotto la pioggia, tu sei mia quando ti spoglio, mia quando ti voglio, tu sei mia sotto le stelle, mia anche con le stelle. Che ne sai se mi manchi davvero quando tu non ci sei? Che ne sai se mi giro nel letto e qui ti vorrei? Questa azzurra malinconia mi dice sempre che tu sei mia quando ti svegli, mia quando sbadigli, tu sei mia giù per le scale, mia quando stai male, tu sei mia le tue scemate, mia le tue risate, tu sei mia la stazione, mia con un gettone, tu sei mia con un panino, mia un bicchiere di vino, tu sei mia tra le coperte, mia le braccia aperte, tu sei solo tu solo mia, solo tu sei mia. E adesso vieni Amedeo perché c'è una parte fondamentale di Casa Peretti che la contraddistingue da tanti altri programmi,
Il fatto che siamo in diretta, il fatto che adesso andiamo a conoscere i nostri amici a casa che hanno mandato tutti i messaggi. Sei pronto? Sì. E allora vai regia, tutti i messaggi di questa sera. Ricordo che domani sera qui insieme a me Alessia Chelucci e Luciano Bianchini. Ok, quindi altra puntata da non perdere. Una buona pizza e Casa Peretti. Cosa vuoi di più? Casa Peretti c'è mancata a Napoli, Patti 60. Quelle sono le pizze che abbiamo mangiato noi. Eccolo lì. Ma cos'è? Mezza calzone e mezza normale? Che Una pizza in porcheria. pratica a 4 gusti, quella di giù in basso è Vabbè. praticamente Sì, un bene, calzone non che abbiamo fritto, fatto cotto e quella in alto, mangiato. Andiamo avanti. un po' più così e questi due sono quattro Ho capito. gusti diversi. Si dai, non è che... si è capito, ma la fanno anche qui. capito. Sì, la Ma fanno quanto anche siete bravi, musica sempre più bella e originale. Grazie Dani, Grazie, grazie. Dani. Leggi tu il prossimo, Amedeo. Going. Leggo io che corto. Amici di Casa Peretti, vorrei salutare e augurare buon compleanno all'alpino Bostico Mario della sezione Govone e Cuneo, che compie 89 anni da parte di Beppe da San Damiano d'Asti. Allora auguri alpino! Auguri Mario, auguri a tutti gli alpini. Ciao Beppe, ciao San Damiano, grazie. Portobello, mercatino del venerdì. Grazie Amedeo, già sai, complimenti per Enrico. Amedeo, puoi fare una canzone di Mango oppure Tozzi? Mango l'abbiamo già fatta adesso, dopo magari se riusciamo facciamo anche Tozzi. Guarda, se abbiamo tempo dovremmo chiudere con un brano di Tozzi. Comunque grazie Ciro. E andiamo avanti con siamo in attesa del nostro programma preferito, Lulù, Daniele e Nicoletta. Ciao Lulù! Ciao! Bella Lulù, ciao Daniele, ciao Nicoletta, grazie. Sembra il gatto del fantasma dell'opera questo, bello. Uè, ciao ragazzi, dopo tanto tempo sono Parente alla lontana con Fred Buscaglione, per favore cantate una canzone, siete very strong, cover Thor the Gins. La faremo Fred Buscaglione, forse se riusciamo già domani, se no di sicuro la prossima settimana, grazie. Però firmateli i messaggi perché per noi è fondamentale, grazie davvero, anche perché sennò a chi la dedichiamo? Ops, dimenticavo, è arrivata anche Neve, vi sta aspettando Nicoletta, Neve, Daniele, che bello, ma sono tutti lì davanti alla TV ascoltando Casa Peretti, siete una meraviglia amici a casa, davvero. Ciao Amedeo, è bellissimo sentirti cantare, bravo, anche tu Enrico, buona serata Rosalia, c'è quella luce che riflette c'è il nella riflesso. Dove vai Amedeo? Ciao Rosalia, ciao, grazie mille per il messaggio. Ciao Enrico, sono Max76, quando c'è il maestro Bianchini mi fareste Summer of 69 di Bryan Adams? Grazie, ciao, un abbraccio a tutti e un saluto al grandissimo Giuliano Falco. Va bene, ti saluto Giuliano Falco, non so se il maestro sa questo brano, però ciao Enrico, la canzone di Zucchero ha bucato lo schermo, sei un grande artista, Lucio da Pinerolo. Grazie Lucio. Grazie. Non sono assicurato però per danni se ha bucato lo schermo mi dispiace Lucio. Dai. Vada presto che tardi. Che da spostare una macchina, li salvi, oppure per mia mettiti più in là che non c'è il riflesso, mettiti lì. Ma è impossibile uscire da qui. Vai, legga. Ciao Peretti, potresti farmi c'è da spostare una macchina e li salvi, oppure per mia mamma? Ho un diavolo in me di zucchero, vado avanti. Grazie Alex di San Giovanni di Roburen. San Giacomo di Roburen. San Giacomo. Salutiamo Alex, salutiamo tutti i roburentesi e vedremo di mettere in programma un diavolo in me, magari già anche domani sera. Andiamo avanti veloce con i messaggi. Buona serata caro Enrico, anche stasera noi ci siamo. Baci da Alfonsino e Germano, bravi ragazzi, sempre presenti all'appello. E poi altro messaggio, grazie di cuore. Bentornato Medeo, Napoli è sempre bella. Sì, è sempre bella Medeo, sì. Grazie chiunque tu sia, tra l'altro. Certo, andiamo avanti con ciao Enrico, grande inizio di serata con i brani cantati dal bravissimo Amedeo, un caro saluto a tutti voi, lo dice Francesco e noi salutiamo Francesco. Grazie Francesco. Andiamo velocissimi perché sono tantissimi messaggi anche questa sera e voglio leggerli tutti, davvero tutti. Vai regia. Amedeo, bentornato dalla tua Napoli, viva la Chelucci. Grazie Alessia, grazie. Cetto la Chelucci. Ciao Juanita. Veloce, vai regia. Buona serata a Casa Peretti, sempre bravissimo, bentornato Amedeo con la sua voce e la sua interpretazione delle canzoni. Michela da Torino. Grazie Michela. Michela è una tua fan, scrive sovente, soprattutto quando ci sei tu. È un Michele io. Ciao Enrico, ho fatto solo la terza media, i miei la quinta. I nostri vecchi si stanno rivoltando nella tomba, non dico quello vorrei perché Miki da Novara. Capisco cosa vuoi dire Miki. Assolutamente. Credo che sia un sentimento di rabbia che abbiamo un po' tutti in questo periodo. Ciao Enrico, Amedeo, siete fantastici, bravissimi. Silvia da Montalciano. Grazie Silvia. Grazie Silvietta.
Mi dispiace contraddire il discorso del liscio solo perché è suonata da un'orchestra e parla di tutto, dai alpini al dramma dei cuori allegri o infranti, e poi sento che con allegria cantate Little Tony, che è una semplice polka. Se canti Battisti e perché no è un valzer lento. Saluti Ivan da Ponte Aosta, che non è d'accordo sul mio discorso, ma io ero, per quanto mi riguarda, il repertorio che avevo, perché l'ho spiegato anche ad Amedeo, era fatto di canzoncine che l'amore faceva con cuore. Ho detto basta, semplicemente basta. Quindi ciao, sono Nicoletta da Casale, mi piacerebbe sentire una canzone dei Pooh, Noi due nel mondo dell'anima, grazie, siete bravi. Va bene Nicoletta, grazie. La mettiamo in programma per le prossime puntate. Questa sera abbiamo già cantato Ultima notte di caccia. Vai. Grandissimi, è sempre un piacere seguirvi. Amedeo fantastico, Fabi da Luserna, stai lì perché mi il mal di mare se muovi così. Le leggo io i messaggi, poi domani mettiamo a posto la luce. Grazie a voi per la serata spensierata di musica e canto. Osvaldo da Venaria Reale. Grazie. Ciao Osvaldo, grazie. Quanti siete anche questa sera amici a casa? Grazie. Stasera fa gli anni mia cugina Maria. Sto registrando la puntata perché è impegnata al lavoro. È una vostra fan accanita. Enrico può fare gli auguri. Bruno da Torino, ma certo. Auguri a Maria. Auguri Maria. Auguri. E ciao Bruno, ciao Torino, grazie. Uè Amedeo, hai visto pure il violinista triste nel suo soggiorno a Napoli. Ti ammiro, ma forza Juve. Acchiappati quel forza Juve. Hai visto c'è il violinista? Vabbè, capito, sì, noi sì. accettiamo tutto. Ciao Lino da Cumiana. Ciao. Ciao ragazzi, un abbraccio grande. Saluti anche al grande maestro Amedeo da Nicola da Luserna. Grazie, ciao Nicola, grazie. Tantissimi saluti, lo dice Tania. Un bacio Tania. Baci a Tania. Grazie Tania. Grazie Buona serata. Tania. Buona serata. Ciao ragazzi, vi seguo sempre. Io, mia nonna e mia zia vi stiamo guardando e ci piacerebbe un sacco una canzone dedicata a noi. Va bene qualunque. Se potete salutare Maria, Graziella e Mattia saremo felicissimi. Grazie ragazzi, Salutiamo, continuate Graziella così. e Ciao Maria, ciao Graziella, ciao Mattia, grazie di cuore. Dai, potete cantare Adagio di Albino. È difficile questo brano. Io so Dani da Torino. Bravi, Adagio non la so, tu la sai, la metteremo in programma. La settimana prossima Impareremo, dai. sì. Bravissimi, il top, lo dice Carla da Grazie Luserna. Carla, grazie. E noi salutiamo Carla e tutti quelli che... Bravi? Vabbè, questo è un messaggio... Questo è quei messaggi che uno si impegna, no? A scriverli, si impegna molto. Ultima notte di caccia cantata benissimo. Gianni da Ceretto Langhe, grazie, grazie. Diciamo che è andata bene. Guarda. L'abbiamo provata mezz'oretta prima del live. Buona serata, un saluto da Bibiana al mio fratellone Amedeo. Ti voglio bene fratello Nunzio, visto Ciao, che siamo Nunzio. in due che abitiamo a Bibiana. Ciao Nunzio. Ciao Nunzio, grazie. Grazie di cuore anche a tutti gli amici di Bibiana. Adesso andremo a dire delle cose molto belle su Bibiana. Bravo Amedeo, bravo uguaglione. Uguaglione. Bravo, grazie. Uguaglione. Bravi, conosci Guarda dei Rodio? Sì, la conosciamo. Sì. È stupenda, Anche mi fate le compagnia, grazie. Fausto da Crevola, Dossola. La mettiamo in programma per la prossima settimana quando c'è Medeo, va bene? Guarda dei Rogers. Sì. Guarda che al mondo c'è. Bellissima. Ciao amici Cataperetti, ciao Medeo Enrico. Un saluto a tutti voi da Enrico di Collegno. Viva Casaperetti, grazie. Siamo in ritardo regia, io però devo dare degli appuntamenti. Grazie a Medeo, hai cantato una miniera dei New Troll spettacolare e bravo. Ciao grazie. Enrico, sei forte. Elvis da Torino, ciao Elvis, grazie di cuore. Da Torino. Da Torino, ciao Casaperetti, è sempre un piacere ascoltarvi. Bravi, un dolcetto per voi nel ringraziarvi, lo dice Claudia di Michelino. Grazie, eccolo il dolcetto. Tu lo prendi blu, tu azzurro perché un Napoli, io lo prendo giallo. Bentornato maestro Medeo, viva Casaperetti. Giovanni da Alessandria, ciao grazie, Giovanni, grazie di cuore, ciao. Esagerato, ma diamo 2 appuntamenti molto importanti perché siamo in chiusura. Fine settimana, venerdì, sabato, domenica, tutti alla Sagra del Kiwi a Bibbiana. Noi saremo lì con la domenica pomeriggio con le telecamere Rete 7, io e zia Marta, ne registreremo tante cose belle, ma non perdetevi questi 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, informatevi cosa c'è a Bibbiana, mentre sabato sera io sarò al bar GB Leonardi, Corso della Vittoria, dove sarò da presidente giuria nella gara finale di questo concorso. Mi fa molto piacere, quindi tutti a Novara. Devi fare dei saluti velocissimo perché siamo in ritardo. La pizzeria Refè di Fuori Gronto è a Archi Gennaro e a tutto lo staff. Ciao Gennaro, si chiama Gennaro. Questo è un piccolo regalino per il cornetto. Mi hai portato il cornetto. Sì, e poi c'è un'altra bella cosa, guarda qua. Ma cos'è? L'aria di Napoli. L'aria di Napoli. Grazie, il cornetto e l'aria di Napoli in chiusura. Grazie Amedeo, grazie a tutti voi. Se volete rivedere questa puntata fra mezz'ora sul canale 83, 4:15 di questa notte da domani. Buonasera su a YouTube. tutti, grazie. Ciao. Un cornetto.